Arriva questa partita con il Conegliano, intanto inquadriamo questa e poi vediamo quello che è successo. È una partita che tutti sentono tanto, io la sento come le altre, non essendo di Vittorio, non ho lo stesso tipo di percezione. Questa e anche la successiva col Careni sono due partite che sono due derby sentiti, quindi sicuramente ci sarà qualcosa in più dal punto di vista motivazionale da mettere in campo. Però per noi sono tutte finali, quindi sappiamo questa, sicuramente sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti, anche una squadra in salute, una squadra che ha individualità molto importanti e quindi dovremo essere tirati a lucido per poter ripetere una prestazione come era andata, dove vincemmo, anche meritatamente. Ma mi pare che in queste partite, come appunto sottolineavi, in queste partite che sono importanti, ma un po' come tutte, insomma, il Vittorio non ha mai tradito. Guarda, dirlo adesso magari è un po'. No, nel senso, sai, è vendere la pelle dell'orso prima di averla, e io agli orsi voglio bene, quindi non voglio vendere la pelle neanche andargliela a tirar via. Sicuramente possiamo dire che questa squadra ha sbagliato poche prestazioni totalmente, 2 in tutto il campionato, e quindi da questo punto di vista non possiamo dire niente alla squadra, anzi devono avere un plauso ai ragazzi. Sicuramente però ecco, noi abbiamo qualità inferiori, quindi se la squadra funziona tutto al 100%, allora possiamo essere competitivi. Anche in partite come questa con avversari che sono più forti, hanno più nome, sono più quotati di noi. C'è anche da tener conto che noi avremo assenze importanti, come ad esempio il capitano Zane, quindi però io domenica scorsa ne avevamo 6 fuori giocatori, ad esempio in attacco non avevamo ricambi, abbiamo giocato con 2005 e 2002, e quindi però non dobbiamo guardare gli alibi, non è un piangersi addosso, ma è semplicemente un guardare la realtà, che la nostra realtà è questa, il nostro campionato è questo, e dobbiamo essere bravi di fare necessità virtù, e anzi questo deve essere uno sprone per tutti a dare di più. Sono d'accordo con te quando dici che queste 2 partite, Conegliano e Pieve, sono importanti anche per delineare una classifica che ancora è lì aperta. Sì. Beh, noi sappiamo di essere degli intrusi, ci stiamo bene. Mi piace questa degli intrusi. Ci stiamo bene, il ruolo degli intrusi ci calza a pennello e ci stiamo bene, e vorremmo continuare a starci, e quindi sicuramente non partiamo battuti e vogliamo andare a fare uno scherzetto al Conegliano, che ha molto più da perdere di noi in questo momento. Che poi intrusi non te l'avevano mai detto nessuno. No, però nel senso che è intruso non me l'ha mai detto nessuno, però tutti l'hanno pensato, perché noi siamo sempre stati in sede di presentazione del campionato, tutti ci hanno messo in quelli che si sarebbero salvati a malapena. Esatto, sì. C'è qualcuno anche che mi ha fatto dei regali dicendo che sono stato bravo a mangiare il panettone. Questo lo lascio dire agli altri, io non ci ho mai pensato a questo punto di vista. Con la società la situazione era chiara, sapevamo i nostri limiti, sapevamo di avere un gruppo che ha bisogno di crescere, lavorare, però ha delle qualità, e l'andata lo ha dimostrato. Il ritorno è un campionato a sé stante, dove conta anche tanto la malizia, la personalità, la cattiveria, la determinazione, la voglia di andare a prendersi il risultato in tutte le maniere, perché ci si gioca tanto al momento decisivo, quindi noi dovremmo essere pronti ad approfittare e essere pronti a lottare su ogni campo con questa mentalità. La stessa battuta che ho fatto con Stefano Andretta: quando si vince il campionato? L'ultima giornata, quando sei un punto più degli altri.